Principessa, oggi qui al castello di San Salvatore, da padrona di casa, che sguardo offrirà ai visitatori di questo appuntamento speciale dell'estate tizianesca? Devo dire che l'estate tizianesca è veramente, beh, insomma, i 450 anni dalla morte di Tiziano è qualcosa che si celebra e sono veramente molto contenta di poter accogliere qui oggi la Fondazione Tiziano per il fatto che Tiziano aveva una passione particolare, lo sappiamo, per il colore, per il paesaggio. Si parlava dei colori tonali. Ecco, devo dire che il Castello di San Salvatore, che è perfettamente inserito in un contesto paesaggistico, eh, che oserei definire immodestamente, ma penso con molta realtà, assolutamente straordinario, penso sia la cornice ideale per avviare questa estate tizianesca. È il centro di un mondo che è sempre stato così, che i miei antenati hanno conservato, portato avanti, forse senza rendersene conto. È solo oggi, io credo, che ci rendiamo conto di quale sia il valore straordinario di un patrimonio del genere. Quello che mi fa piacere oggi è poter essere qui e raccontare un pochino quello che è stato l'avvicendamento anche negli ultimi decenni. Penso sia interessante conoscere senz'altro la storia del passato, però è interessante anche conoscere quello che è accaduto più di recente e in quale modo un manufatto di questo genere si colloca in un contesto moderno, qual è la vita che conduciamo qui ogni giorno e come questo castello è di una straordinaria attualità proprio perché è integrato nelle attività e nella vita di tutti i giorni.